Mesi di lavoro. Beh certo, mesi di lavoro, però soddisfazione essere arrivati in fondo con l'obiettivo che ci eravamo prefissati, che ci avevano prefissato e quindi siamo contenti, abbiamo fatto il nostro dovere. Siete riusciti a rispettare anche i tempi, che non è mai facile in queste cose. Beh, con l'aiuto di tutti, con la concentrazione, ripeto, abbiamo fatto il nostro mestiere. Tra l'altro proprio negli ultimi giorni, il penultimo giorno, c'è stata una buca improvvisa, anche quello avete avuto. E beh, purtroppo sì, tutta questa strada è in vista mare, per cui questi problemi marini dobbiamo tenerne presente. Comunque siamo intervenuti velocissimamente, anche perché c'era in previsione un evento che non potevamo permetterci di avere cose. Ecco, come ci sarà un senso unico, come sarà ripristinata? Si vede già, abbiamo previsto un senso unico alternato con un passo pedonale, corsia dedicata ai pedoni e andremo avanti fino a quando non abbiamo finito perché dobbiamo ancora rifare il passo pedonale a valle perché abbiamo inglobato anche l'area dello sbalzo che prevedeva, per cui prima finiremo a monte il muro, poi gireremo il traffico e verremo a lavorare a valle, quando abbiamo finito la strada sarà ripristinata Ci sarà un completamente. semaforo? Fino a quell'epoca sì, fino a quando non abbiamo finito tutto per forza, dobbiamo mantenere il semaforo e il passo pedonale.